in particolare al sindaco di Cassola. Mi è arrivato a casa un volantino nel quale si diceva che il territorio di Cassola è salvo perché il vicepresidente, adesso non so, Dino Secco aveva detto che era dalla nostra parte, che neanche lui voleva l'inceneritore. Io mi chiedo come si fa a mandare a casa un volantino a tutte le famiglie e a dire: state tranquilli cittadini, non abbiate paura, non faremo l'inceneritore, il gassificatore che sia, il territorio di Cassola è salvo. Come fate a dire una cosa del genere, a mandare a casa alle famiglie un volantino del genere quando è tutto in alto mare e devono ancora sapere dire niente quelli della provincia? Io mi dico, è una presa, scusate, di sedere. Sinceramente, le cose si dicono quando sono fatte. Io capisco un volantino del genere quando tutto è andato bene, quando si sa effettivamente che non viene fatto, ma come si fa a mandare fuori una cosa del genere, scrivere: state tranquilli cittadini, non si farà niente, il territorio è salvo, quando è tutto campato per aria? Cioè, ma scusa un attimo, allora Rete Veneto non ne parla e chissà perché. Ne parla solo TV a Vicenza e per miracolo, se no ci siamo noi con il comitato che ci diamo da fare a fare sapere anche agli altri la nostra realtà di Cassola, ma che non è solo di Cassola, è di Rossano, è di Romano di Zellino, è di Bassano, dappertutto, perché è una cosa che non riguarda solo noi. Cioè, cosa pensa la gente? Che ci stanno prendendo per il culo, scusate, e non lo trovo giusto. Grazie. Volevo rispondere, non mi ricordo il nome di battesimo, la signora Gianturco, in merito alle firme nelle scuole dell'infanzia. Allora, la signora Gianturco ha chiesto, come è anche giusto, che venga data la possibilità di raccogliere le firme in tutti i luoghi, ovviamente, e anche nelle scuole pubbliche del comune di Cassola, quindi scuola dell'infanzia, immagino direzione didattica, scuole medie, eccetera. A parte il fatto che ci sono dei dirigenti, c'è il direttore Pizzato, c'è la dottoressa Cuccaro, che decidono chi entra negli ambienti scolastici perché sono loro il datore di lavoro e responsabili per gli edifici. Io ho semplicemente detto che noi come comune stiamo raccogliendo delle firme, lo facciamo in municipio. Il comitato cittadino sta raccogliendo altre firme, lo può fare in tutti i posti possibili. Io ho solo espresso una mia opinione personale che non era il diktat del sindaco, assolutamente, perché ripeto, c'è un direttore che si chiama Sandro Pizzato e c'è una dottoressa, una preside che si chiama dottoressa Cuccaro, che decidono su chi far entrare, chi ammettere e chi no. Io ho semplicemente detto che non mi sembrava opportuno che durante l'orario di lezione dei bambini della scuola dell'infanzia, delle elementari e delle medie ci fossero delle persone che entrassero a raccogliere delle firme. Si possono fare anche fuori, all'entrata e all'uscita dei bambini queste cose, non è necessario entrare nell'edificio scolastico, però liberissimi di andare a domandare al direttore Pizzato o alla dottoressa Cuccaro, non sarò di certo io a bloccare una cosa del genere. Ho solo rilevato il momento inopportuno dell'educazione dei ragazzi nell'andare a fare queste cose. Dopodiché l'informativa agli insegnanti, ai genitori tramite gli insegnanti e ai ragazzi, io sto rispondendo delle domande che mi avete fatto, quindi se volete rispondo, altrimenti se non mi fa piacere sto anche zitta. Tutti i momenti informativi sull'ostacolo, il contrasto, sull'opposizione a questo impianto e a tutto quello che può essere, perché è importante che sia data informativa ai ragazzi, ai nostri futuri cittadini di tutto quello che danneggia l'ambiente, va fatto nelle sedi opportune e va concordato con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici. Per quanto riguarda Mara, quello che hai detto, certo, tu hai detto mi sento presa per il culo. Sì. Però io sono realmente convinta che in base a quello che stiamo facendo io e tutta l'amministrazione comunale che rappresento, immagino anche l'amministrazione comunale di Rossano, sono realmente convinta che la strada che abbiamo percorso sia quella del contrasto con un risultato positivo al gassificatore. Quando Dino Secco ha scritto la comunicazione al comune di Cassola che si impegnerà a contrastare il gassificatore e di conseguenza noi ci siamo sentiti comunque liberi di dire bene, un punto in più per dire che il territorio può essere salvato da questo impianto, è come quando è salvo e sono realmente convinta che il gassificatore non verrà fatto a Cassola, sono realmente convinta.
convinta che il territorio sia salvo, perché è stato detto... Momento, lasciate parlare il sindaco, per favore. Io ripeto, se mi volete ascoltare io vi dico quello che penso, altrimenti faccio pure a meno. Il 19 ci sarà un'assemblea dove spiegheremo tutto quello che abbiamo fatto, la faremo qui in auditorium, spiegheremo tutto quello che abbiamo fatto, spiegheremo amministrazione comunale di Cassola e di Rossano Veneto, spiegheremo i risultati che abbiamo raggiunti e vi spiegheremo perché oggi, come 2 settimane fa, ci siamo sentiti liberi di dire secondo noi il territorio è salvo. Secondo me, come sindaco di Cassola, il territorio è salvo. Perché? Perché è stato detto ci vuole l'appoggio politico di tutte le forze politiche per dire no a questo gassificatore. È la politica soprattutto, oltre che i tecnici che sono ispirati comunque dalla politica dopo, a dire no al gassificatore. Se il vicepresidente della provincia di Vicenza, per il tramite anche dell'aver sentito il presidente della provincia di Vicenza, mi dice che c'è il pieno appoggio all'amministrazione comunale di Cassola, all'amministrazione comunale di Rossano Veneto nel contrastare il gassificatore, io quando ho letto quella lettera ho tirato un sospiro di sollievo. Non ho detto abbiamo finito di battagliare, però tutti gli elementi messi insieme mi permettono oggi di dire che sono realmente convinta che il gassificatore a Cassola non verrà fatto. Stiamo predisponendo una variante urbanistica appoggiati dal legale che abbiamo nominato su indicazione del comitato. Stiamo facendo tutti i passi possibili, oggi abbiamo incontrato il tecnico, le aperture ci sono, le certezze anche giuridiche nel porre rimedio alla situazione ci sono ed è per questo che io oggi mi sento di dire che il territorio è salvo. Nell'assemblea del 19 vi diremo perché e in base a quali passaggi stiamo salvando il territorio e lo stiamo salvando dal gassificatore oggi, ma anche dai gassificatori futuri che potrebbero arrivare, non solo tra via Rossano e via dell'Industria e via Balbi, ma anche a San Giuseppe, a San Zeno, in tutte le parti del territorio comunale di Cassola e di Rossano Veneto. Per quanto riguarda, io condivido quello che ha detto prima Andrea Castaldello, l'assessore di Rossano Veneto, circa il rapporto con lo studio legale. Non siamo stati noi a chiedere questo allo studio legale, ci potete credere oppure no. Noi abbiamo, dopo aver ricepito l'indicazione dello studio legale che desidera rapportarsi con noi, ma non per tralasciare, allontanare o spostare il comitato, assolutamente. Noi abbiamo detto facciamo gli incontri con lo studio legale saranno fatti in comune a Cassola o in comune a Rossano Veneto alla presenza delle due amministrazioni legali, delle due amministrazioni comunali insieme al comitato. Le informazioni che continuamente lo studio legale ci darà, quelle ovviamente importanti, non quelle di procedura o di prassi o quelle di raccolta informazioni a livello comunale, noi come ci arrivano le comunichiamo al comitato. La disponibilità è stata ampia, è stata solo una richiesta, e questo lo dovete dire perché non ve l'abbiamo chiesto noi e il legale l'ha detto chiaramente, non è stata l'amministrazione comunale a chiederlo, sono io che dico, è come quando durante una causa di eredità con 10 fratelli in successione io chiedo di parlare con uno, non chiedo di parlare con tutti e 10. Abbiamo chiesto all'avvocato di sentire gli spunti, di vedere le mail, di dare la disponibilità, di ascoltare il comitato su tutti quelli che possono essere i suggerimenti, le indicazioni, tutte quelle che possono essere le questioni che possono arrivare anche, ad esempio adesso, lo spunto dato questa sera sulla competenza tra provincia e regione, sicuramente domani voi manderete la vostra mail al legale e noi, io e l'assessore Castaldello, provvederemo a telefonare all'avvocato Pellegrini e a comunicare anche di questo cavillo che è stato trovato e di verificare la procedibilità in questo senso. Grazie. Grazie al sindaco, però io al sindaco